Sì. Buonasera a tutti, grazie mille per la vostra presenza in questa bellissima serata con il coro Pueri Cantores. Ringrazio il maestro Roberto Fioretto con tutto lo staff tecnico che ha portato. Vi porto i saluti dal parroco gestore Don Davide e un ringraziamento da parte del comitato genitori dell'asilo di Cesuna. La serata andrà, il ricavato andrà all'asilo parrocchiale. Voglio ringraziare la Proloco di Cesuna e l'amministrazione comunale per l'uso gratuito della sala. Passo la parola all'assessore Alessio Fabris per un saluto e poi buon ascolto e buon divertimento a tutti. Buona serata. Buonasera a tutti e benvenuti a Cesuna da parte dell'amministrazione comunale di Roana. Grazie al coro Pueri Cantores e al maestro Fioretto per aver deciso nel vostro 40° anniversario di attività di fare questi 3 concerti nei 7 comuni, di cui 2 nel nostro comune di Roana, stasera a Cesuna e domani al Forte Corbin di Tresche Conca. Fra l'altro è ancora più significativo questo concerto nel nostro territorio perché il concerto è incentrato non solo sul tema della musica ma anche sul tema della natura, e in un territorio come il nostro, che è uno dei più estesi della provincia di Vicenza e per larga parte costituito da boschi, prati e pascoli, appunto è un tema veramente calzante, una natura che noi chiaramente abbiamo il compito di conservare e per quanto possibile di valorizzare. Quindi grazie ancora al coro, grazie al maestro Fioretto e grazie a voi per la presenza e buon ascolto. Abbiamo appena ascoltato il brano Believer di Mark Brymer degli Imagine Dragons, ma ora ascolteremo uno dei brani più famosi del repertorio corale. Sicut Cervus Desiderat del celeberrimo compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina, del quale quest'anno ricorre il 500° anniversario della nascita. Considerato tra i massimi compositori appartenenti alla scuola romana del XVI secolo, le sue composizioni assunsero modello insuperato della polifonia vocale sacra e rinascimentale della Chiesa romana e sono tutt'oggi un riferimento per lo studio della composizione, in particolare della tecnica del contrappunto. Buon ascolto. Servus
Ascolteremo ora Bohemian Rhapsody di Freddie Mercury e degli altri componenti del gruppo britannico i Queen. È il quarto singolo più venduto di sempre nel Regno Unito, arrivando a vendere più di 1 milione di copie solo nel gennaio del 76. Il testo è stato interamente scritto da Freddie Mercury, parla della trasformazione esistenziale che avviene tramite un processo continuo di cambiamento e crescita che caratterizza la vita di ogni individuo, influenzato da esperienze positive e negative, scelte e consapevolezza, che plasma la nostra visione del mondo e la nostra identità.
invitiamo il dottor Paolo Fontana, presidente di World Biodiversity Association, tecnologo presso Fondazione Edmond Mach di San Michele dell'Adige e membro dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, che ci aggiornerà stasera con novità straordinarie che riguardano soprattutto la biodiversità. Quindi a lei, dottor Fontana, la parola. Grazie, è sempre una gioia ascoltarvi e io ringrazio Roberto per avermi permesso di fare questa esperienza. Se c'è una cosa che accomuna me e Roberto è proprio la nostra grande passione per quello che facciamo. Però negli ultimi anni le nostre strade si stanno incrociando felicemente perché entrambi ci troviamo impegnati nella difesa della biodiversità e dell'ambiente. Ora, la biodiversità è un concetto un pochino abusato, nel senso che questa parola ormai viene usato per qualsiasi cosa, questa pasticceria, una biodiversità di pasta incredibili, o una squadra di calcio ha una biodiversità di calciatori da tutto il mondo. No, quella è diversità, è varietà. La biodiversità è una cosa molto diversa. La biodiversità può trovare una immagine abbastanza convincente anche dal mondo della musica. Una grande orchestra che suona una musica complessa, pensiamo alla Passione secondo Giovanni di Bach o a una sinfonia di Beethoven, dove magari c'è la parte orchestrale e c'è anche il coro. Immaginate quante singole parti sentite da sole possono risuonare anche appena percettibilmente. Ma se noi andiamo a togliere uno strumento dopo l'altro, una voce dopo l'altra, bene, quella composizione perde completamente di senso. Un altro esempio per dire cos'è la biodiversità, mi piace prenderlo dall'arte. Un mosaico è fatto di tanti tasselli. Quando noi cominciamo a togliere un tassello dopo l'altro, succedono due cose in un mosaico. Cominciamo a non vedere più il disegno che il mosaico voleva raffigurare, ma c'è anche il rischio che i tasselli che mancano comincino a indebolire tutta la struttura. Ecco, quello che sta facendo l'uomo oggi è di eliminare così tanti tasselli dal mosaico della biodiversità che noi rischiamo di vederlo crollare immediatamente. Bene, un mese fa, 3 settimane fa, sono andato sul Monte Verena. Da pigro ho preso la seggiovia che in agosto funziona e poi da lì ho cominciato a discendere. Ho trovato una delle specie più rare di bombi, il Bombus gesteteri. Per voi non dirà nulla, però ha una trombetta, una lingua lunga da cui riesce a succhiare il nettare da fiori molto profondi. Non basta questo perché è il bombo che ha la lingua più lunga, diciamo, ma si è adattato a succhiare il nettare da piante velenose. In questa pista ci sono 2 o 3 belle macchie, ma è comune lungo tutto questo versante meridionale del Verena una pianta che si chiama Aconitum vulparia. È una delle piante più belle, secondo me, delle nostre Alpi, ma una delle più velenose, paragonabile alla bella donna, alla digitale, eccetera. Bene, questo fiore ha evoluto una forma molto lunga e quindi per essere sfruttato dal punto di vista del nettare solo pochi insetti possono impollinarlo. Oltretutto, avendo un nettare velenoso, fa sì che praticamente solo questa specie di bombo riesca a impollinarlo. Questo per il fiore è un grande vantaggio, perché avrà un impollinatore che andrà da un fiore a un altro di quella specie, garantendo al massimo la sua impollinazione. Infatti sono tornato su ieri, sul Verena, e tutti gli aconitum di quel pendio hanno tutti fruttificato, perché c'è questo bombo specifico che riesce a impollinarlo. Allora, noi dobbiamo
avere a cuore la biodiversità nel suo insieme. Non si può proteggere una pianta senza proteggere il suo impollinatore, non si può proteggere un albero senza proteggere i funghi che ha come alieni, no? E che noi spesso mangiamo, ma che sono degli grandi aiutanti delle piante. Allora la biodiversità è proprio questo, complessità. Noi dobbiamo conservare la complessità. Come è complessa la musica, se noi tiriamo via una voce, uno strumento, una nota, tutta la musica viene a perdersi. Allora è bello che voi che siete musicisti facciate insieme a Roberto e ai vostri genitori questo cammino anche di consapevolezza sulla biodiversità. Buona continuazione. Northern Lights significa aurora boreale e il compositore Ola Dielo, nato a Sko in Norvegia, scrive: uno dei fenomeni naturali più belli che abbia mai visto. L'aurora boreale ha una qualità elettrica così potente che in passato doveva essere stata ipnotizzante e terrificante per le persone, quando nessuno sapeva cosa fossero quelle luci e quando molta superstizione era collegata a questa esperienza. Il testo è preso dal Cantico dei Cantici. Tu sei bella, amica mia, dolce e bella, figlia di Gerusalemme, dolce e avvenente come Gerusalemme, terribile come un esercito schierato. Distogli i tuoi occhi da me, che mi hanno fatto fuggire.
ascolteremo Baba Yetu, che significa Padre Nostro in lingua Swahili. È la sigla musicale del videogioco Civilization 4 del 2005. È stata composta dal compositore statunitense Christopher Hill. Buon ascolto. lasciamo la parola al dottor Roberto Longo, presidente di Alberi Felici di Vicenza, che segue la gestione di diversi parchi della provincia di Vicenza, con migliaia di piante messe a dimora da parte sua e dei volontari dell'associazione da lui rappresentata. Sempre disponibile a collaborare sia per la piantumazione di piante sia a seguire la gestione, un monumento al quale tutti noi dovremmo essere grati. Prego. Buonasera a tutti,
Come hanno detto, mi chiamo Roberto Longo, sono il presidente dell'Associazione Alberi Felici. Il prossimo 5 ottobre avrà un anno di vita. Dopo 3 o 4 anni di attività nella mia città dove abito, a Vicenza, nel quartiere molto popoloso, che è il quartiere di San Lazzaro, Vicenza Ovest, piano piano ci siamo guardati nel volto in molte persone e abbiamo cercato di prendere in mano la situazione del luogo dove viviamo, incrementando la presenza degli alberi. C'è una bellissima amicizia con Roberto, il maestro, che è un socio fondatore dell'associazione, e cerchiamo di prenderci cura degli spazi verdi, quei pochi che sono rimasti nella città, per cercare di metterci più piante, alberi e arbusti possibili, per renderla gradevole, per rendere più bello il luogo dove viviamo tutti i giorni. Qui ci veniamo un giorno, 2 e poi ritorniamo nelle proprie abitazioni e nei propri quartieri, e quindi dobbiamo valorizzare dove viviamo sempre, e qualche volta vogliamo gioire anche delle montagne come quella di Asiago. Ma il messaggio che vogliamo dare è che la pianta non è un accessorio, non è un oggetto di abbellimento di un luogo, ma purtroppo sta diventando una necessità. Ci promettiamo da 50 anni ormai di diminuire la produzione della CO2, ma il nostro progresso, le nostre comodità continuano invece a aumentarla. Allora cosa possiamo fare? Abbiamo gli alberi che ci vengono incontro, dobbiamo metterne di dimora il più possibile. È una cosa difficile? Sì. È una cosa impossibile? No. E allora in questo no noi crediamo che con la buona volontà di molti riusciamo a sfruttare gli spazi che abbiamo, e se non ce ne sono a sufficienza di trovarli. Abbiamo tante piazze, pavimentazioni inutili di cui possono diventare nuovamente un pezzo di terra o un giardino. Come associazione abbiamo coinvolto le persone a impegnarsi. Lo facciamo con una legalità, perché l'articolo 118 della Costituzione delimita e dà i regolamenti dei patti di collaborazione tra cittadini e diritto pubblico. Un cittadino virtuoso, volenteroso, insieme agli altri può prendersi cura del proprio spazio. Il bene comune è nostro e prendiamocene cura. Non vogliamo andare in sostituzione delle attività delle amministrazioni, ma vogliamo accompagnare e accelerare il cambiamento nelle nostre città. Tra qualche mese gli alberi diventeranno spogli e andranno in letargo vegetativo. Allora le centraline cominceranno a sfornare dati sempre più alti delle polveri sottili, di problematiche respiratorie per moltissime persone, soprattutto per i giovani che hanno un fisico ancora debole. La pediatria di Vicenza nei mesi invernali è piena di bambini che hanno problemi respiratori, da 0 a 1 anno e mezzo. Si riempiono, abbiamo le città che sono piene di smog. Con loro, che sono le generazioni che dovrebbe trovare un mondo migliore, li rendiamo protagonisti, anche se non è colpa loro trovare una situazione di questo tipo. Però loro sono entusiasti di capire che qualche adulto riflette e si dà da fare nel portare a qualcosa di diverso. Abbiamo già fatto 4 esperienze di piantumazioni, come quella di stamattina, una giornata bellissima che oggi si chiude questa sera con questo concerto. Abbiamo messo nel Parco Mille Pini 10 alberi. Non cambieranno la qualità di vita dell'area di Asiago, ma è un segno che ci vogliono dimostrare che si può fare, che la cittadinanza può mettere le piante e non deve aspettare che sia solo l'amministrazione pubblica a mandare un giardiniere a mettere in quel metro quadro un albero e farlo crescere. Come diceva prima il professore, la biodiversità lo vedo anch'io nelle cose che facciamo nel nostro piccolo. Se dobbiamo fare un viale alberato di 200 metri, noto e vedo da autodidatta che se metto un platano, metto un carpino, metto un moraro, metto un salice, quelle piante stanno meglio piuttosto che mettere 10 morari o 10 carpini. Quindi la biodiversità è anche mischiare il più possibile gli alberi fra di loro. Ogni albero ha la sua caratteristica, però si fonde con quelle degli altri e gli alberi si aiutano fra di loro. Noi cerchiamo di fare questo messaggio, mettiamo di dimora tante piante, non saranno sufficienti, ne abbiamo inventariate quasi 1400 nel nostro piccolo Vicenza e continuiamo a farlo. Martedì prossimo sono del sindaco per i progetti del prossimo autunno-inverno e continueremo con questa strada. Il cerchio si sta allargando, il passaparola aiuta e la cittadinanza risponde e dà una mano, quindi noi ci crediamo tantissimo e crediamo che questo possa essere un passo in avanti per cercare di migliorare e accelerare un po'. Possiamo farlo, abbiamo una visione di un sogno, probabilmente anche così, ma vediamo che dove portiamo una qualità di vita migliore perché c'è un parco, perché c'è
ci sono degli alberi, ci sono degli arbusti che fanno dei fiori in primavera e cose del genere, la gente è contenta e si vive meglio. E poi non dimentichiamo che abbiamo visto che curare, prendersi cura del verde vuol dire ricreare amicizia e solidarietà fra le persone, vuol dire ricreare aggregazione, vuol dire trovare un modo, cioè è difficile litigare sotto una pianta, un parco, è più facile litigare dentro un bar, è più facile litigare dentro una palestra, ma fuori nell'ambiente del verde l'amicizia c'è e il coraggio di stare meglio con gli altri nasce da solo. Quindi le piante ci danno anche voglia di stare insieme e stare insieme in pace, che ne abbiamo tanto bisogno in questo periodo. E grazie a voi che siete qui e dedicate un po' di ascolto a questa storia. Ave Maria di Bach-Gounod è una celebre composizione sul testo in lingua latina dell'Ave Maria. La melodia del canto è stata scritta dal compositore francese Charles Gounod nel 1859, che la pensò sovrapposta al preludio numero 1 in Do maggiore dal primo libro del clavicembalo ben temperato composto da Johann Sebastian Bach. Oh
e rimaniamo nell'atmosfera bacchiana ascoltando uno dei capolavori più incredibili della storia della musica, l'introduzione dalla Johannes Passione di Johann Sebastian Bach. O Signore, nostro sovrano, sommamente e ovunque glorioso, mostraci con la tua passione come tu, vero figlio di Dio, pur nell'estrema abiezione, fosti per sempre esaltato.
siete delle brave persone, perché mi avete fatto venire veramente la pelle d'oca, perché questa è una musica straordinaria e io vi invidio tantissimo poter essere una voce all'interno di questo capolavoro. Bach, diciamo, ci ha lasciato delle pagine incredibili e indimenticabili, però voi stamattina avete partecipato a qualcosa di altrettanto straordinario e che avrà una durata immensa, perché piantare un albero significa far partire una vita che potrà essere molto più lunga della nostra, è più su un livello storico che sulla vita di un singolo uomo, no? E io sono veramente entusiasta di questa nuova associazione, perché gli alberi sono degli organismi straordinari e sono veramente importanti, dal piccolo cespuglio al grande albero. Parlando della biodiversità, prima vi ho detto che ogni organismo è legato all'altro più o meno strettamente in un determinato luogo, in un determinato ambiente, ma un'altra cosa che caratterizza la natura, la biodiversità, è la sua continua mutazione, il suo continuo movimento. Noi immaginiamo la natura come una fotografia, mentre la natura è un film, è movimento. E una delle più belle dimostrazioni che io posso toccare con mano ogni giorno di questa capacità di muoversi della natura, di rigenerarsi, no? Oggi si parla tanto di resilienza, è proprio data da quelle gravi ferite che la tempesta Vaia ha creato su queste foreste, sulle foreste del Trentino e in altre parti delle Alpi. Vedere in certi passi, per esempio al passo Vezena, o questa serie di alberi anche di una grande età morti, ha fatto veramente male agli occhi e al cuore. Però ho la fortuna di partecipare con vari team di studio, a cui anche per esempio c'è Rigoni di Asiago, Veneto Agricoltura, l'Università di Padova, la Fondazione Maca, un progetto che si chiama Life Vaia, dove in alcuni siti della tempesta Vaia, e due sono in altopiano di Asiago, e cioè uno è alle Melette e l'altro è un po' sotto il Monte Zebio, in una zona che si chiama Calcara. Bene, lì stiamo adottando un sistema di riforestazione mista. Da un lato favorire la ricrescita naturale del bosco, dall'altro piantare alberi magari in quelle zone dove non sta ricrescendo, ma anche dare spazio alla nuova vegetazione che si è creata in questi che prima erano delle peccette dove sotto c'erano aghi e al massimo si trovava qualche fungo. Bene, nel giro di pochissimo tempo questi nuovi spazi hanno cambiato la loro fisionomia, hanno una vegetazione ricchissima e sono popolati da tantissimi insetti che fino a 5-6 anni fa non abitavano assolutamente in quei posti. Ovviamente lentamente questi ambienti ritorneranno a essere delle foreste, probabilmente, anzi sicuramente molto diverse da quelle che sono state abbattute da Vaia, proprio perché nate più naturalmente saranno più robuste. Ma la grande lezione che ci sta dando lavorare a questo progetto è che la natura, noi sì dobbiamo intervenire, ma se la lasciamo fare il più possibile, la natura sa rigenerarsi, dobbiamo darle spazio. Ed è bellissimo quello che ci ha detto prima dell'associazione Alberi Felici, perché questi spazi della natura, se li creiamo anche all'interno delle città, la natura se li riprende. E quando c'è natura c'è benessere psicofisico e stiamo tutti più bene. Grazie ancora di questa opportunità. Hit the Road Jack è un singolo soul di Ray Charles, scritto da Percy Mayfield, maestro del soul.
Dal 1961, anno della pubblicazione, rimase in vetta alle classifiche di mezzo mondo. La canzone è posizionata al 377° posto nella lista delle 500 canzoni migliori di tutti i tempi. Il testo è un dialogo piuttosto diretto fra una donna che caccia di casa il suo convivente, Jack, il quale viene invitato a togliersi dai piedi e non tornare indietro mai più, poiché è rimasto senza soldi e senza prospettive, nonostante le sue proteste e promesse sul fatto che un giorno o l'altro sarebbe riuscito a rimettersi in piedi.
pomeriggio la dottoressa Daniela Santarin, vicepresidente di Plant for the Planet Italia. La visione dei volontari di Plant for the Planet è quella di coinvolgere i giovani come agenti di cambiamento e di ripristinare miliardi di alberi nel mondo per garantire un futuro sostenibile per le generazioni future. Ringraziamo Daniela Santarin per il suo impegno ad attivare anche in Italia lo spirito e le finalità dell'associazione, fondata da Felix Finkbeiner a livello mondiale, che ha ispirato milioni di persone a prendere misure concrete per affrontare la crisi climatica. Felix Finkbeiner è diventato un simbolo di speranza e determinazione per molti, dimostrando che anche i più giovani possono fare la differenza nel mondo. A lei la parola. Rappresento Plant for the Planet in Italia. Felix a 9 anni ha deciso che voleva fare qualcosa per il suo pianeta e ha intravisto nel piantare gli alberi lo strumento più facile, più agibile, più agevole per i ragazzi. E da lì è nato un movimento che ad oggi è presente in più di 70 paesi, ha diplomato più di 100.000 ragazzi come ambasciatori per la tutela della giustizia climatica e nel 2018 ha cominciato a lavorare, alla fine del 2018, a lavorare anche in Italia, che un po' è coinciso con Baia. Infatti è lì che è nato il gran trambusto da parte nostra di poter cominciare a fare qualcosa. Non è che ogni associazione che nasce abbia una sua idea nuova. Quando nasce un'associazione, almeno questa è la visione nostra, è quella di cominciare a trovare delle realtà vicine che messi insieme possano potenziare l'idea di ognuno. Ed è quello che sta nascendo qui tra tutti noi. Plant for the Planet ha due grandi pilastri: piantare gli alberi, gestire il patrimonio forestale e dare voce ai ragazzi. Allora abbiamo alberi felici che piantano alberi, due cantores che danno voce ai ragazzi, quale è meglio connubio? Noi ci uniamo a loro e sicuramente faremo strada tutti insieme. Grazie. Balle Lacca, scritto per il film Tamil Sivaji. Il Tamil è una delle lingue native dell'India, risalente a migliaia di anni fa. Il testo di questo brano è uno scioglilingua che racconta i ricordi del compositore Alara Karamanna della sua terra natale, in schemi sillabici sempre più veloci. Soriano, Chandriano, Yarivano, Satru Sol, Sera Pandya Sora, Nivano, Sol, Sol, Satru Sol, Soriano, Chandriano, Yarivano, Satru Sol, Sera Pandya Sora, Nivano, Sol, Sol, Satru Sol, Paradi, Paradi, Yaradi, Vajra Sima, Yaradi, Coradi, Yaradi, che ne parti da sotto si suonano. Oh
arrivano Saturn Sol, sera Pandia Sol, arrivano Sol, Sol, Invitiamo sul palco il presidente della BCC Veneta di Verona e Vicenza, il dottor Alessandro Bonato, che ringraziamo per sostenere il coro Pueri Cantores del Veneto. Buonasera a tutti, ringrazio il maestro Roberto Fioretto per l'invito. Sono stato invitato il 29 luglio perché mi sono riguardato una mail e sono 10 giorni che chiedo a mia figlia Ilaria, che è qua, che ha 12 anni, si è preparato il discorso per questa sera. Cosa dici papà? Non lo so, improvviso. Intanto volevo dire, quando sono entrato e vi ho visti, la prima cosa che mi ha veramente colpito è un vivaio giovane. Quindi veramente questo promette bene. Bravissimi perché avete regalato emozioni, quindi veramente bravi. L'età media mi ha veramente colpito perché grazie te Roberto, ma loro te la abbassano se facciamo. Ecco. Come BCC Veneta c'è una collaborazione storica con l'associazione e direi che è veramente un orgoglio poter essere vostri sponsor, lo dico ancora di più dopo che ho partecipato questa sera, perché dare il contributo guardando le carte è una cosa più staccata, viverla di persona veramente ci mette il cuore ed è un'emozione. Quindi chi è BCC Veneta è una banca del territorio, visto che oggi in vari interventi ha parlato di territorio, di localismo, e abbiamo le radici nel territorio. Se il sistema bancario sta chiudendo gli sportelli bancari, i crediti cooperativi in genere li stanno aprendo. Tanto è vero che qui ad Asiago abbiamo fatto una filiale 2 anni fa, quindi io lavoro ad Isola ed ho avuto l'opportunità di conoscere l'associazione di Isola. Che dire ancora? Un mio vecchio direttore, dopo chiudo perché siamo qua per loro, diceva, quando facevamo le riunioni, fa più rumore un albero che cresce che una foresta, un albero che cade, scusate, che una foresta che cresce. Voi, cari componenti del coro, siete da 40 anni la foresta che cresce. Continuate a crescere perché date veramente tante emozioni.
buona continuazione. E ora il saluto del sindaco di Asiago, il dottor Roberto Rigoni Stern. Buonasera a tutti e complimenti perché è stato veramente un bel finale di serata, nel senso che ci sono state giornate abbastanza impegnative perché abbiamo eventi che vanno avanti dal mese di maggio con il Giro d'Italia e credo che questa sera appunto finiamo la nostra stagione presso qui al Teatro del Mille Pini. Quindi io volevo ringraziare questi ragazzi e queste ragazze perché ci hanno donato dei momenti importanti di emozioni che vengono da dentro, perché chi canta produce un suono che viene da dentro e quindi è ancora più sentito ed è ancora più apprezzato da parte di un pubblico che ascolta quella che è un'esibizione che poi è frutto di ore, giornate, ore e ore di prove molto sentite, molto partecipate, con la convinzione di far parte di un'istituzione importante, perché questo non è un coro qualunque, questo è un coro che ha una sua storia, una sua tradizione, che ha una funzione educativa, educazione alla musica, e che ha una funzione anche educativa in senso lato, perché quello che avete fatto oggi, quello che state facendo in questi giorni, dimostra l'essenza di questa associazione, che è quella appunto di formare una sensibilità musicale e anche una sensibilità ambientale. Quindi è molto bello il tema che avete dato a questo, chiamiamolo ritiro, questo periodo appunto di incontro quassù sulle nostre montagne, che hanno vissuto non soltanto la tragedia della guerra, ma anche le tragedie ambientali di cui si è parlato. Quindi il Vaia, prima fra tutti, la rappresentazione tangibile di come cambia la natura e di come la natura sa anche rigenerarsi. Quindi il mio è prima di tutto un ringraziamento al maestro Fioretto, ci conosciamo da tanti anni, per il lavoro che fa e a questa associazione che è veramente splendida e mi piacerebbe averne una così anche ad Asiago. Portare i bambini, i ragazzi a fare musica è veramente dare un segno di grande apertura verso questo mondo che cresce nell'armonia, nella bellezza, e questo credo che sia il grande pregio che deve essere dato appunto all'opera che viene svolta dai Pueri Cantores. Grazie di cuore per la vostra presenza qui a Asiago. Ringraziamo allora anche gli altri sponsor. Abbiamo ECRA SPA, società benefit di Bassano e dei 7 comuni dell'altopiano di Asiago, la cui attività si svolge nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'altopiano di Asiago ai Colli Euganei, per la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti. Ringraziamo anche BVR, Banca Veneto Centrale, BCC Veneta, Fondazione Banca Popolare di Marostica, Volksbank, Viacqua e Lissa di Posina.